24 cantieri regolari, di cui 11 in zona sottoposta a vincolo archeologico e 10 cantieri sottoposti a sequestro. Sono i risultati a cui ha condotto l'azione di tutela del territorio operata dalla Polizia Locale di Agrigento per il contrasto dell'abusivismo edilizio e la tutela del decoro urbano. Un'intensa attività che ha portato il nucleo anti-abusivismo ad effettuare dal mese di luglio a settembre controlli serrati in 75 cantieri edili operanti sul territorio comunale. Un piano strategico voluto dall'amministrazione comunale attuato dal comando della Polizia Municipale, volto da una parte a reprimere quelle violazioni che incidono gravemente sull'assetto urbanistico soggetto a tutela paesaggistica, dall'altra a contrastare le costruzioni senza permesso in difformità da esso. Da parte sua il sindaco Marco Zambuto assicura un'azione di controllo del territorio al fine di salvaguardare efficacemente la specificità del tessuto edilizio e perseguire con rigore tutte le minime modifiche che comportino alterazioni dell'armonia paesaggistica dei luoghi. Negli ultimi mesi, fa sapere Zambuto, gli interventi hanno riguardato in particolare le sopraelevazioni costruite in mancanza di permesso e le opere di ristrutturazione di abitazioni private, soprattutto villette monofamiliari, eseguite in assoluta difformità alle prescrizioni dell'autorità. Un bel risultato dunque quello conseguito dal nucleo anti-abusivismo, che va ad aggiungersi a quello riportato dal nucleo decoro urbano della Polizia Locale, che ha visto 14 persone denunciate all'autorità giudiziaria per inottemperanza alle ordinanze sindacali per pubblica incolumità, 16 accertamenti di proprietari di immobili, 65 interventi anti-randagismo, 48 accertamenti sul decoro urbano, 25 su scavi da parte delle società incaricate della fornitura di acqua, luce e gas, 10 pareri su occupazione del suolo pubblico e 8 accertamenti di edilizia nel centro storico.